È un'odissea senza fine quella della nave Siremar che dovrebbe assicurare il collegamento tra Porto Empedocle e Lampedusa, una situazione insostenibile che questa notte ha imposto alla Sansovino, partita da Porto Empedocle alla volta di Lampedusa, di dover fare rientro in emergenza nel porto empedoclino a causa dell'ennesima avaria ad uno dei motori, quello di dritta esattamente. Il fatto, accaduto nottetempo, ha imposto un tempestivo intervento di un rimorchiatore degli uomini della Capitaneria agli ordini del capitano di fregata Gennaro Fusco, gli stessi che poi hanno provveduto ad allertare il registro italiano navale per predisporre una visita occasionale alle macchine di bordo e comprendere la natura del problema. La nave, tra l'altro, era diretta a Lampedusa, dove avrebbe dovuto prelevare le salme delle 13 vittime del naufragio avvenuto nei giorni scorsi, il cui trasferimento resta ancora sospeso. Una provincia senza pace, la nostra, nella quale i collegamenti efficienti sono un lontano e impossibile miraggio. Via terra non abbiamo mai lesinato stimoli e sollecitazioni per le condizioni in cui versano le statali che collegano la città con Palermo e Catania. Via mare non è una novità il pessimo servizio offerto dalla Siremar su Lampedusa, di aeroporti non se ne parla nemmeno. E ciò posto, per onestà e decenza, non si dovrebbe neanche parlare di vocazione turistica del territorio.